Amici della pallina vulcanizzata, ben collegati in diretta con il Palalido di Valdagno, la giornata numero 9 del massimo campionato di Serie A di hockey pista. Arriva l'hockey Montebello del Barbudo de Galicia a far visita alla formazione dell'hockey Valdagno 1938, padrone di casa. Si ritrovano dopo 16 anni le due squadre in campionato. Era la vecchia stagione 2003-2004, entrambe erano in A2. In quell'occasione alla cara e ormai non più utilizzata pista Lido, il Valdagno pareggiò 3-3 con il Montebello. L'unico reduce in pista di quella mitica partita è Albertone Peripoli, all'epoca con la maglia del Valdagno, stasera con quella del Montebello. Montebello che arriva a questa sfida dopo l'importante vittoria in chiave salvezza, la prima in A1 sul Correggio. Valdagno che è in fase positiva da 4 partite, 6 punti, 3 pareggi e una vittoria. La squadra di Oviedo manca all'appuntamento con la vittoria in casa da un mese, il 5-2 contro lo Scandiano. Andiamo a vedere le formazioni in campo, tutti i nomi importanti anche nel Montebello. Cominciamo con il portiere, il numero 1 che è Di Nicoletti, il 4 è Carlo Bertinato, il 5 è lo spagnolo classe 93 Paul Galbas, il numero 6 Mattia Ghirardello, l'8 Alberto Peripoli, l'11 è Simone Bolla, il 14 è Elia Canesso, il 20 Juan Farizza, il 21 Tirso Gomez, il 23 Federico Lorenzato che è l'altro portiere, l'allenatore il signor Mirko De Gerone. Un saluto anche a lui, ci siamo visti prima al supermercato. Ciao Mirko. Il Valdagno che risponde con Bruno Sgari, il numero 10 in porta, il 3 Andrea Brendolini, il 4 è Marche Pagliares, il 6 è Dario Jimenez, il 7 è il capitano Gaston Tonci De Oro, il 9 è Enrique Torner, il 21 Ale Burtini, il 22 Andrea Centeno, il 29 Mattia Cocco, l'altro portiere è Andrea Bigarella, l'allenatore Juan Eduardo Oviedo. Si gioca agli ordini dei signori Luca Moli di Viareggio e Giorgio Fontana di Milano. Andiamo a vedere come sono partite le due formazioni, cosa schiera Mirko De Gerone. Ghirardello in possesso palle in questo momento, il numero 21 è Juan Farizza, il 5 è Paul Galbas e dall'altra parte c'è proprio Tirso Gomez. Attenzione, c'è subito un'occasione importante per il Montebello. Valdagno che risponde con Bruno Sgaria tra i pali, Enrique Torner, Dario Jimenez. Attenzione, l'altra botta lì finisce sul palo. La conclusione del Montebello proprio con Gomez. Diciamo Valdagno che poi ha anche ovviamente per chiudere il quintetto base il numero 29 Super Mattia Cocco e Andrea Centeno. Un saluto particolare per il suo Vicente che gira allegramente per Valdagno dispensando sorrisi. Dicevamo formazioni che si ritrovano dopo molti anni ma che ormai si conoscono per essersi incontrati in numerose amichevoli. Stasera il Montebello in completo nero a bande gialle, Valdagno in completa tenuta bianca, mentre Edi Nicoletti ha la tenuta rossa stile Trissino. Dall'altra parte invece è in arancione Bruno Sgaria. Due ottimi portieri stasera. Vediamo un po' cosa è successo. Colpito Molli da una pallina, cominciamo bene. Palla che è nelle stecche vadagnese, è un Valdagno che deve ritrovare in casa la compattezza che ha dimostrato nelle prime partite, reduce da un importante pareggio per 1-1 in quel di Forte dei Marmi, una partita dove Valdagno ha avuto anche l'opportunità di portare a casa la posta piena. Vediamo un po', intanto si stanno portando le cure proprio a Luca Molli, colpito all'avambraccio destro da quello che vediamo, applicato ghiaccio, vediamo un po'. Per ora partita ferma, si è cominciato da 40 secondi, squadre naturalmente sullo 0-0. Dicevamo molti sono gli ex di turno nel Montebello. Cominciamo con Mattia Ghirardello, Alberto Peripoli e naturalmente Juan Farizza. Uno degli elementi da tenere maggiormente d'occhio stasera è quando è arrivato a Valdagno sul Galiziano, è
piombata così la necessità di essere il salvatore della patria. Del suo primo anno qui a Valdagno le stesse reti di Pedro Gil come realizzazioni, 36 gol per lui. Tutto pronto per ricominciare, ce la fa Luca Molli. Valdagno che riparte, diciamo un Valdagno che deve ritrovare schemi e velocità dopo il difficile successo sul Correggio, maturato solo negli ultimi 3 minuti di gioco, e il pareggio 5-5 con il Sandrigo di Edi Nicoletti. Valdagno che manovra adesso in una specie di giro 3 con Andrés Centeno per Mattia Cocco e prova ad andare giù, scarica ancora su Centeno. Dario Jimenez, il maghetto argentino che ci prova subito, ci deve mettere la protezione del gomito destro Nicoletti, perché andava dritta nel set la pallina di Dario. Vediamo un po' ancora, riparte Valdagno, Montebello naturalmente che andrà ad aspettare Mattia Ghirardello, uno degli ex di turno. Poi Tirso prova lui, ancora Ghirardello a manovrare per Montebello. Diciamo Montebello che sicuramente non fa la sua partita sul Valdagno questa sera e proprio per questo motivo è doppiamente pericoloso. Intanto poi Galbas molto bene qui, ne fa fuori un paio, attraversa tutta l'area, gioca proprio per Tirso e lo chiamiamo col nome che ha sulla maglietta. Prova a girarsi poi Galbas, lo stoppa proprio Dario Jimenez. Mattia Cocco prova ad andare giù, ci fa ripartire largo dall'altra parte Torner, chiama ancora Centeno, uno dei motorini valdagnesi. Ancora lui, c'è Tirso su di lui, scarica ancora, può provare Torner, non è perfetto il controllo della sfera. Ancora Centeno scarica, 15 secondi per andare al tiro per Valdagno, va via il maghetto, lo ferma il barbuto De Galizia, ci pensa lui, si stava presentando da solo davanti a Edi Nicoletti, prova Torner, finiscono i 45 ma la palla è nelle stecche del Montebello che attacca con Tirso, sfrutta un bellissimo blocco, gran palla dentro di Tirso per Galbas. Diciamo spagnolo classe 93, poi Galbas l'elemento assieme a Farizza a tenere maggiormente d'occhio questa sera. Ancora Andrés Centeno, Torner gli ruba palla, Galbas incursione, poi prova una mano, ancora Galbas che va giù, ci sarà fallo di squadra, attenzione. Anzi no, c'è punizione di prima, vediamo un po'. C'è punizione di prima senza cartellino blu, era andato giù Galbas, aveva rubato pallina, stava andando verso Sgaria, vediamo un po'. Quindi non c'è power play, c'è solo la punizione di prima. Primo episodio importante dell'incontro. Galbas contro Sgaria. Tutto pronto, facendo che si può partire Fontana, la prova Galbas, non trova la porta, non si fa sorprendere Bruno Sgaria, sfuma questa opportunità per Montebello. Riconquista palla invece Mattia Cocco per Dario Jimenez, c'è il raddoppio sistematico sul maghetto argentino, qui c'era fallo di squadra perché non lo fa passare Juan Farizza. Sembra dire a Molli non posso mica scomparire. Ancora Valdagno in possesso sfera, deve ricominciare tutto dalla propria metà campo. Mattia Cocco cerca lo scarico, la doppia finta. Ancora Centeno, marca un po' alto adesso Montebello sul portatore di palla. Il tiro di Torner è stoppato proprio da Farizza, tutto da rifare, riparte Montebello. Proprio Farizza che accelera, sua falcata caratteristica che
ben conosce il pubblico qui del Palalido di Valdagno. Palalido di Valdagno dove dopo 4 minuti la situazione è ancora sullo 0-0 tra Montebello e Valdagno. Da segnalare una punizione di prima fallita da Montebello senza power play. Ancora Galbas, la bella finta, si può liberare Galbas, sciabolata morbida lì a cercare l'altro palo. L'aria dava l'impressione di esserci, non trova la porta, attenzione a una mano, va giù secco qui Dario Jimenez sull'intervento di Tirso Gomez. Tirso che poi il nome è proprio, perché probabilmente scrivere Gomez e Gilberte sulla maglietta veniva troppo complicato. Batte subito Valdagno, ci riprovano in due, non ci riesce Centeno, neanche Mattia Cocco, non inquadrano la porta. Ancora Galbas capisce tutto, lì recupera la pallina su Eric Torner. Juan Farizza prova lui, retroporta, tutto da girare qui. Fa già la pallina, buona circolazione di palla per entrambe le formazioni. Ancora poi Galbas, il più pericoloso finora dei suoi assieme a questo qua. Oh, c'è il tiro, c'è un fischio, vediamo un po'. Attenzione Galbas, lo chiama Molli, alza il ditino, c'è il warning per poi Galbas, numero 5. Dopo 5 minuti e 4 secondi di gioco c'è il warning per Paul Galbas, lo spagnolo del Montebello. Valdagno che può ripartire, Jimenez nella sua retroporta, gioca a 3 con Centeno. Ancora Centeno, si ritrova lì una pallina, non riesce ad amministrarla. Ancora Torner, riparte Dario Jimenez, ancora lui. Controlla palla, scarica proprio su Centeno. Torner, e non è semplice qui entrare in questa difesa del Montebello che gioca una specie di zona mista, nel senso che tiene alti i due sul portatore di palla, poi fa ripartire adesso Mattia Ghirardello. Trova Tirso a fondo campo sull'angolo, ancora Galbas, manovra lui, cerca l'assist, l'appoggia proprio su Tirso, pallina che passa ancora vicinissima a Luca Molli, già colpito all'inizio qui, dopo 40 secondi. Ancora Montebello, Farizza, 10 secondi per andare al tiro, attenzione Galbas, carica una botta che trova i gambali di Mattia Cocco. Dall'altra parte Jimenez, fa tutto lui, si libera Jimenez, c'è il fallo di squadra, c'è un warning anche per Enrique Torner, attenzione. E non bisogna mica scherzarci con il signore di Viareggio qui. Palla nelle stecche valdagnesi, situazione falli, 3 ne ha Montebello, 1 Valdagno, non è ancora stato segnato a tabellone. Squadra sempre sullo 0-0, molto guardinghi entrambi. Ancora va a lottare Jimenez, subisce una carica forse sulla balaustra, tutto regolare, poi Galbas, Farizza, Tirso, lo ferma Mattia Cocco. Montebello che tiene impegnato un difensore sul retroporta, poi esce adesso Ghirardello, una strana posizione di mezza punta lì come assist a centro area. Ancora Galbas che invece è la punta effettiva. Ghirardello riesce a recuperare pallina, fischiata alta, una spanna sopra la traversa, attenzione Centeno, incrocia con Torner che non riesce a controllare, andava bene, era buona l'idea, copriva il suo palo Edi Nicoletti. Ancora un tentativo di slalom da parte di Dario Jimenez. Valdagno fa girare bene pallina, deve stanare un po' il Montebello che è lì Sornione che aspetta. Ancora Torner, scarica proprio su Centeno.
portoghese con passaporto angolano, il capitano della nazionale del paese africano dell'Angola. Ancora Tirso a ripartire, Montebello che ci riprova, largo per Paul Galbas. Ragionano molto le due formazioni, per entrambi prima non prenderle, da questo punto di vista come non dare torto a Mirko De Gerone. C'è il fallo di squadra fischiato, il quarto fallo fischiato a Montebello. Time out proprio per Mirko De Gerone, vuole vederci chiaro. Vediamo anche Carlo Bertinato, che lui è extrissimo, un po' come Di Nicoletti. Una partita che finora sta scorrendo con buoni ritmi, diciamo buoni, sicuramente non eccezionali. Valdagno che deve cercare di stanare Montebello che riparte in velocità con Tirso e Galbas e col Barbudo de Galicia in supporto. E poi di dietro c'è a fare buona guardia una vecchia volpe con me di Nicoletti. La situazione falli ne ha 4 il Montebello a carico, 1 per Valdagno. Aggiornata la situazione del tabellone falli, sempre 0-0 tra le due formazioni che rientrano in campo ora. Nessun cambio per il Montebello, mentre nel Valdagno arriva il numero 7 Toncito, Gaston Tonci de Oro. Noi ne approfittiamo come al solito per salutare un abbraccio particolare per mamma Emilia che nos sigue de San Juan, che ci segue in diretta dall'Argentina per seguire le gesta qui del capitano. Vediamo un po' la mitraglietta del Tonci, cosa andrà a combinare subito lui. Scarica per Centeno, ancora Jimenez, carica la bordata, bordata a segno, la mette lì Dario Jimenez, pallina a mezza altezza, tira davanti all'uomo, non la vede partire Di Nicoletti. Dunque Valdagno che la sblocca col maghetto argentino, tira fuori dal cilindro questa bordata da casa sua. 16:35 alla fine di questo primo tempo, Valdagno la sblocca con Jimenez, bordata da lontano, tirata davanti al difensore, non poteva vederla partire. Attenzione lì la stizzata di Paul Galbas che finisce non lontano dal palo destro della porta difesa proprio da Bruno Sgaria. Ancora Jimenez mette dentro la palla per Toncito che prova in acrobazia. Il capitano valdagnese, sale anche il tifo della curva nord del Valdagno. C'è una buona rappresentanza di tifosi del Montebello anche in curva sud. Attenzione al Barbudo Regalissimo, fa tutto lui, poi va retroporta, scatenato, qui riparte, perde palla, raddoppio sistematico. Galbas Centeno, ancora poi Galbas si ferma, gran trottolina qui, poi sbroglia Sgaria, riparte Valdagno. Andrea Centeno, la bomba di Centeno, trova la pettorina di Odi Nicoletti. Si accende un po' il match dopo il vantaggio valdagnese. Dopo 8 minuti e mezzo di gioco, attenzione qui ancora il Ghirardello, grande assist dentro per Paul Galbas, la pareggia Montebello. Ghirardello, l'assist proprio per Paul Galbas, uno dei giocatori più attesi stasera. La mette lui, spagnolo classe 93. E quindi dopo 1 minuto e 20 secondi c'è già il pareggio della formazione ospite con Paul Galbas. Cambiano il risultato qui al Palalido, dunque formazioni sull'1-1. Tanto Dario Jimenez deve vedersela con Juan Farizza. Andrea Centeno cerca spazio per il Tonci. Ancora Mattia Coco, lo sentiamo da qua le indicazioni di Juan Oviedo, lo sentiamo dalla tribuna stampa, molto più tranquillo Mirko De Gerone, che comunque segue costantemente i suoi. Bella palla recuperata dal Barbudo de Galicia, che adesso fa un po' rifiatare i suoi.
Scarica su Tirso, quindi Ghirardello, l'autore dell'assist proprio per questo numero 5, Paul Galbas. Ancora Farizza riparte dalla propria metà campo, Galbas per Ghirardello, riprovano lo schema mezzo blocco lì, riesce a trovare spazi Farizza, ma non può caricare il tiro perché va troppo largo. Vede Galbas nella propria metà campo, lo fa ripartire da lì. Rispostona, era riuscito a girarsi. Tiro no look qui di Galbas. Ci deve mettere il guantone Bruno Sgaria. Formazione sull'1-1, intanto dentro anche, eccolo qua in azione con il numero 4, il catalano, l'italo-catalano ormai, Marc Payares. Tonci De Oro scarica proprio per Centeno, buono il passaggio, impreciso il controllo, c'è Galbas su Centeno. Montebello che ha alzato un po' il baricentro difensivo adesso, marca di più il portatore. Palla che torna nelle stecche del Montebello con Ghirardello, erano scaduti i 45 secondi per andare al tiro per Valdagno. L'errore quindi Farizza in disimpegno, Centeno, ancora Tonci De Oro, gli mette dove ha messo il guantone qui Edi Nicoletti, non si passa, nulla di fatto, squadra ancora sull'1-1, 12:52 da giocare qui al Palalido di Valdagno, tra Hockey Valdagno 1938 e Montebello Hockey. Ancora il Montebello con Paul Galbas, scarica su Ghirardello che si libera, mette lì una bella accompagnata. Gli applausi per lui dei suoi sostenitori della curva sud. Ancora la botta di Marc Payares, 2 contro 2, vediamo un po'. C'è Brendolini intanto per Valdagno al cancelletto. Juan Farizza lo lascia andare lì retroporta, Cocco. Ancora Farizza prova ad accelerare, deve rientrare sui suoi passi. Tirso Gomez, mezza finta lì su Centeno, sta per perdere pallina. In campo intanto per Montebello Carlo Bertinato, c'è il tentativo di deviazione al volo proprio di Gomez sul tiro di Galbas. 2 secondi, deve andare a tirare, scadono i 45. Dentro Mattia Ghirardello, entra intanto Brendolin, fuori l'altro Mattia, però questo è il numero 29 del Valdagno, Mattia Cocco. Brendolin che tocca la sua prima pallina in questo incontro. Vediamo un po'. Andrea stasera è chiamato, primo anno per lui in una formazione che diciamo di grido, dove può sicuramente dire la sua. Vediamo un po' come riuscirà a inserirsi nella partita. Tonci De Oro recupera pallina, anzi poi la perde. Carlo Bertinato fa ripartire Galbas, lo aspetta Centeno, stecca lunga. Galbas che chiama Gomez, c'è Payares su di lui. Deve scaricare esterno proprio per Bertinato. L'errore qui in disimpegno proprio di Carlo Bertinato, riparte Valdagno, attenzione c'è giù Brendolin, nulla di fatto, ancora c'è da solo lì Tirso, attenzione, ripartiva da solo, Payares, Tonci De Oro, non riesce a caricare la botta, ancora fumble qui, pallina che se ne va un po' per conto suo sulla ribattuta, rimette ordine Bertinato che lancia Gomez. Ancora Paul Galbas per Juan Farizza, gioca retroporta Farizza. Nel Montebello non ancora abbiamo visto in campo il reduce di quella mitica 3-3 di 16 anni fa, proprio per i polli. Ci prova Brendolin, lo ferma proprio Farizza, poi si ripete il duello, riparte dall'altra parte proprio Andrea Brendolin, scaricare su Galbas, Tonci De Oro, il capitano numero 7 del Valdagno,
mentre è pronto a entrare proprio doppio cambio qui Ghirardello per i Poli. Vediamo un po' cosa gioca, che carte cala Mirko De Gerone. Tanto Valdagno che continua a far circolare pallina con Bertinato che è il più avanzato lì su Centeno. Lo ferma in caduta proprio Carlo Bertinato, l'esperienza qui del trissinese. Proprio lui a recuperare pallina. Eccolo qua con la fascia di capitano, il numero 8, Alberto Peripolli. Va giù Bertinato. Attenzione, vediamo un po', c'è il time out. Time out sempre chiamato da Mirko De Gerone. Questo time out ne approfittiamo per fare gli auguri di buon compleanno in diretta a uno di quelli che le telecronache le fa sicuramente meglio di me, si chiama Paolo Virdi. Una primavera in più. Ciao Paolo e un saluto in diretta per te, un saluto vulcanizzato per te in diretta qui dal Palalido di Valdagno. Intanto ricapitoliamo la situazione in pista, formazioni sull'1-1, 8:54 alla fine. Situazione falli ritornata a 4-0, prima c'era un 4-1, probabilmente è stato rettificato. Intanto Fontana che richiama tutti in pista. Andiamo ragazzi, che bello e piace abbonarsi alla cassa, vediamo un po' come prosegue l'incontro. Pallina nelle stecche valdagnesi, Valdagno stasera diciamo in tenuta completamente bianca, solo i numeri sono blu. Rientra Bruno Sgaria a difendere la gabbia. Al mio fischio, dice Molli. Ancora Brendolin, vediamo un po'. Brendolin per Centeno per Tonci, fa circolare palla Valdagno. C'è Ghirardello adesso nel cerchio di centrocampo per alzare il baricentro difensivo. Poi si abbassa, si muove bene la difesa del Montebello. Attenzione qui perché aveva capito tutto sul passaggio Capitan Peripolli. Brendolin che deve scaricare su De Oro. Ancora Brendolin, c'è Peripolli su di lui. Un po' di centimetri più che altro per Albertone Peripolli. Brendolin che prova, scadono i 45. Riparte Montebello. 8 minuti da giocare, Valdagno e Montebello sono sull'1-1. Quando all'inizio telecronaca abbiamo detto che non sarebbe stata una partita semplice per Valdagno, non abbiamo sbagliato di molto, perché Montebello gioca assolutamente in scioltezza, senza pressione psicologica alcuna. Come dicevamo, non fa sicuramente il campionato su formazioni come il Valdagno, proprio per questo è estremamente pericolosa la formazione di Mirko De Gerone. Ancora Capitan Peripolli, lascia lì Centeno, si gira lui, poi c'è Bertinato, scarica per Ghirardello, il Ghira anche lui, uno degli ex di turno. Ghirardello, la botta, bello il tiro di Ghirardello, si fa trovare pronto Bruno Sgaria, Centeno ne fa fuori due e poi la mette lì, trova la visiera di Eddie Nicoletti, l'aveva messa bene Andrea Centeno, si gira ancora, attenzione, si è girato molto bene il Ghira. La botta di Brendolin, fuori bersaglio, ripartono Bertinato e Peripolli 2 contro 2. Prova l'incrocio lì, prova ad anticipare lo scambio Berto Peripolli. Giochino che non gli riesce. Juan Farizza ci prova lui. Deve scaricare Montebello che riparte proprio con Ghirardello in accelerazione per vie centrali. C'è Brendolin a far buona guardia, la deve rimettere lì Farizza. Ancora Ghirardello, vediamo un po'. C'è il raddoppio lì, ognuno il suo, attenzione perché c'è Carlo Bertinato da solo, può andare al tiro senza pressione. La pallina trova il guantone di Bruno Sgaria. Vediamo Brendolin dall'altra parte, Valdagno che ci riprova.
fa girare palla sempre Bertinato nella sua linea di centrocampo, quindi c'è un po' di difesa alta adesso di Montebello che, ripeto, quando riparte è molto pericoloso, anche se in questa formazione tiene Peripolli come velocità, Ghirardello per il tiro, Juanfarizza per il movimento. Vediamo un po', qui attenzione, va giù Eric Torner senza troppi complimenti. C'è Luca Molli che ha qualcosa da spiegare lì alla panchina del Montebello. Rispettare la distanza Fontana, Torner deve scaricare proprio su Pajares, incrocio che non va, Torner ci mette la stecca, guantone stecca proprio Edi Nicoletti sul tentativo di deviazione al volo sotto porta lì di Marc Pajares. Capitan Peripolli colpisce a terra, ancora Brendolin, vediamo un po', prova lui, c'è solo in due a chiudere il suo tiro, adesso c'è Peripolli alto su Pajares. Vediamo Valdagno come la interpreta, perché così è difficile liberare l'uomo per il tiro. Sale parecchio la difesa del Montebello. Torner si fa tutta la porta, gira retroporta Pajares, ancora Eric Torner, ci prova Torner, deve fare gli straordinari stasera Edi Nicoletti, gli dice di no, riparte Montebello. 4:45 ancora da giocare in questo bel primo tempo, formazioni sull'1-1, bel gioco, molta circolazione di pallina, un hockey veloce, l'arma principale dovrebbe essere l'arma principale per tutte e due le formazioni in campo. Finora il più veloce secondo me è la squadra ospite. C'è il tunnel di Tonci De Oro, ma c'è anche la stecca di Nicoletti a dire di no. Poi Galbas è rientrato in campo, attenzione il capitano, c'è il palo, trova il 7 Peripolli lì, attenzione, troppo solo lì il Capitan Peripolli, può guardare Sgari e prendere anche la mira. Ancora Rick Torner scarica su Tonci De Oro, patina il Tonci, c'è Ghirardello su di lui, deve scaricare ancora su Marc Pajares, già era buona l'intenzione di Pajares, la pallina sibila sopra la traversa della porta difesa da Edi Nicoletti. 3:37, sempre 1-1 al pallalido tra Valdagno e Montebello, vediamo un po'. Accelera adesso poi Galbas, va retroporta, da segnalare un minuto fa proprio il 7 colpito da Capitan Peripolli. Attenzione a Bertinato, trova proprio Peripolli, poi taglia dentro Bertinato, si fa trovare pronto, controllo col patino, pallino in movimento, anzi è da battere. Time out chiesto da Juan Oviedo, 3 minuti e 10 ancora da giocare in questo primo tempo qui al Pallalido di Valdagno. Hockey Valdagno 1938 e Hockey Montebello sono sull'1-1. La situazione falli vede Montebello già carico di 5. Potrebbe essere una delle opzioni per la formazione valdagnese. Già caricato di 5 falli, stranamente a 0 falli la difesa del Valdagno. Una difesa che ha dovuto fare le sue, è stata colpita da una buona azione, l'assist di Ghirardello dentro proprio per Paul Galbas. Mirko De Gerone a spiegare i suoi, si ripresenterà con Peripolli, Bertinato, Galbas e Ghirardello, di far rifiatare Juanfarizza. Valdagno che rimette dentro il maghetto argentino Dario Jimenez, l'autore dell'unico gol finora del Valdagno. Quindi Jimenez, Torner, Brendolin e Pajares con Bruno Sgaria tra i pali. Vediamo un po', riparte Valdagno con Torner, largo per Brendolin.
cerca Jimenez lungo la balaustra, ancora Jimenez a una mano, ne fa fuori due nonostante il raddoppio. Tornerla finta a Brendolin, vediamo se prova lui. C'è Bertinato davanti a lui per il tiro, poi c'è sto mezzo blocco, ancora Brendolin, la botta di Brendolin, eccolo lì, gran gol di Andrea Brendolin, pallina sotto il set, niente da fare per Eddie Nicoletti. L'avevamo chiamato prima Andrea a cercare, si becca anche un bel applauso da tutto il Palalido, si sblocca il bomber valdagnese. 2:44 ancora da giocare, il gol di Brendolin. Valdagno che torna in vantaggio 2-1 qui al Palalido. Attenzione per i polli, ancora per Galbas, l'elemento più pericoloso a mio modo di vedere nel Montebello. Poi Galbas, numero 5, diciamo spagnolo, classe 93. Ancora Carlo Bertinato, c'è un fallo di squadra qui sul blocco in movimento, mentre esce proprio Brendolin. Sembra dolorante, speriamo niente di grave. Rientra Mattia Cocco col numero 29. Ci mette una pezza proprio lui, fa ripartire Jimenez a una mano, il controllo di Darione Jimenez. Uno degli argentini qui della formazione valdagnese, l'altro è il Toncito De Oro. Ancora Mattia Cocco che deve scaricare proprio per Jimenez, Carlo Bertinato a stoppare Jimenez lì, fa ripartire proprio per i polli il capitano. Poi Galbas, c'è il fallo di squadra, attenzione, c'è cartellino blu. Cartellino blu per Marc Payares su questo intervento su Paul Galbas. Lo so che vi aspettereste un commento su questa cosa, lungi da noi questa cosa, plurale maiestatis, perché non lo commenta proprio nessuno sta cosa. Cartellino c'è quando arbitro estrae, come direbbe il compianto Vuglio d'Imboscov. Attenzione, tutto pronto, Luca Molli fa partire il barbuto de Galizia, cerca l'alza e schiaccia e trova anche il numero Juan Farizza, la pareggia lui. Quindi gol dell'ex, l'alza e schiaccia di Juan Farizza del barbuto de Galizia. Tutto da rifare, deve ripartire Valdagno. In panca Puniti c'è Marc Payares, c'è Mattia Cocco ancora, scambia retroporta con Dario Jimenez che prova a colpire lì, disorienta Nicoletti ma non va dentro la pallina. Ancora poi Galbas a gestire mentre comincia l'ultimo minuto, 5 secondi. Time out chiamato un po' in ritardo qui. Secondo time out a Valdagno. ...50 secondi e 7 decimi da giocare alla fine di questo primo tempo. Valdagno e Montebello sono sul 2-2 ed è una partita decisamente piacevole finora. Non ho visto grandi supremazie territoriali, c'è un'ottima circolazione di palla da parte della formazione di casa, altrettanto buona quella della formazione ospite. Elemento più pericoloso, migliore in campo finora per Montebello, Paul Galbas. Nel Valdagno tanto movimento da parte del capitano Tonci De Oro, i gol di Jimenez e Andrea Brendolin, che dunque va a segno in casa
se non erro per la prima volta, Andrea Brendolin. Tutto pronto per ripartire per questi ultimi 50 secondi. Jimenez per Torner, ancora lui. Jimenez si gira, l'assist per Torner, ancora Jimenez. Prova, va giù però Jimenez, vediamo un po'. Vediamo un po'. Palla nelle stecche del Valdagno, ultimi 37 secondi e mezzo da giocare. Tutto pronto, ci riprova Valdagno. Mattia Cocco per Torner. Attenzione qui, Torner scarica una bordata lì sul guantone, tra guantone e casco di Nicoletti. Ultimo possesso, 25 secondi per terminare, vediamo un po' il fischio. Al mio fischio scatenate l'inferno. Attenzione, riparte Torner, perde palla, attenzione, poi Galbas in velocità, potrà andare all'ultimo tiro Montebello, ancora Galbas, scarica per Bertinato, 15 secondi. Galbas, Juan Farizza, l'autore del secondo gol del Montebello, su punizione di prima, ci prova Farizza, la deviazione finisce qua. Termina qui questo primo tempo, Valdagno e Montebello vanno a riposo sul 2-2, una buona partita. Secondo me Di Nicoletti ha un po' di mal di denti perché si è preso lì una pallinata non indifferente sulla visiera, sulla sua Bauer 2, quella che ha lì sulla parte sinistra, scuote un po' la testa il portierone di Montebello. È tutto per noi, risentirci tra pochi minuti, restate con noi in diretta qui dal Paralido di Valdagno, a risentirci.
Ben ricollegati in diretta con il Palalido di Valdagno, un festoso saluto a tutto il fan club vulcanizzato che ci segue in diretta da Umberto lì dalle parti di Malo. Valdagno e Montebello sono sul 2-2, vediamo come andrà questo secondo tempo. Andiamo a inquadrare i quintetti base delle due formazioni. Intanto c'è Rick Torner che ci prova largo retroporta. Il Montebello che riparte con Eddie Nicoletti in gabbia, il numero 20 è il Barbudo de Galicia, Juan Farisa, il 5 Paul Galbas che riparte ora 3 contro 1, 3 contro 2. Arriva Tirso Gomez che è l'altro numero 21 del Montebello a chiudere la formazione ospite. Valdagno che risponde con Bruno Sgaria tra i pali, il capitano Gaston Tonci de Oro con il numero 7, il numero 9 Eric Torner, il 6 il maghetto argentino Dario Jimenez, il 22 Andrés Centeno, il motorino valdagnese. Vediamo un po' come andranno a sviluppare adesso questo secondo tempo le due squadre. Un primo tempo sul 2-2, direi un risultato finora equilibrato. La ferma Jimenez cerca di far ripartire proprio Torner, la finta di Torner su Nicoletti che non si sposta dal suo palo, lo tiene sigillato lì. Ancora Jimenez largo per trovare qualche soluzione. Tirso Gomez su di lui, un po' maschia l'azione del giocatore del Montebello, tutto regolare per Luca Molli che è angolo basso a gestire assieme a Fontana di Milano. Attenzione la pallina lì che rimbalza su Eddie Nicoletti che è fermo a terra. Ha qualcosa da dire i suoi, il portierone del Montebello. Intanto poi Galbas dall'altra parte cerca il numero, cerca l'alza e schiaccia, non lo trova invece la pallina il capitano Tonci de Oro, Gaston Tonci, a manovrare proprio con Torner, largo per Jimenez. Intanto spero che l'audio sia ok per chi ci segue in diretta. Abbiamo avuto qualche difficoltà tecnica da gestire durante l'intervallo. Un ringraziamento anche a chi ci manda segnalazioni in tempo reale sulla qualità della nostra trasmissione. Studio7hd.com con alle riprese Roberto Bauce, la regia è di Marco Zene, la voce è sempre la mia, Domenico Tomba. Intanto torniamo in diretta con Juan Farizza, largo per Paul Galbas, non riesce ad andare al tiro lo spagnolo. Ancora Tirso, largo per Ghirardello, anche lui uno degli ex. Bello lo scambio qui che mette Ghirardello a tu per tu con Bruno Sgaria. La pallina è bassa, c'è il gambale a dire di no. Ancora Farizza che prova ad accelerare, scarica per Ghirardello, ancora Galbas, ci mette la stecca, bella l'intervento di Bruno Sgaria, proprio lui, ancora il Tonci. Va a scaricare largo per Dario Jimenez adesso, ci prova il maghetto argentino, retroporta, va giù sull'intervento di Juan Farizza. Arriva il sesto fallo di squadra. Tonci de Oro e Dario Jimenez sulla palla, angolo basso, vediamo un po'. Jimenez scarica subito su Centeno, in velocità su Torner, cerca di liberarsi, Torner subisce una botta secondo me sul braccio. Ancora Rick Torner a difendere su Paul Galbas, in possesso palla per il Montebello in questo momento. Montebello in tenuta nero e gialla, fa tutto Galbas, va anche al tiro, una bella accompagnata sul lato destro, deve farle su Bruno Sgaria. Ancora Galbas, largo per Tirso che perde palla, si crea una situazione di superiorità perché non ha trovato pallina Tonci de Oro sul tentativo di soffiarla proprio a Galbas. Tirso prova a girarsi, Andrés Centeno recupera palla,
Il capitano angolano dice la sua. Ancora Torner largo, Jimenez, Torner. Non è impreciso il passaggio di ritorno di Dario Jimenez, scadono i 5 secondi. Palla che torna nelle stecche del Montebello. Mirko De Geroni in balaustra ha qualcosa da dire proprio a Tirso. Tanto il barbudo de Galizia, il numero 20, Juanito Farizza, proprio Farizza prova a scaricare su Bruno Sgaria che gli dice di no. Ancora Valdagno adesso a ripartire, Andres Centeno. Vi ha richiesto la distanza, quindi bisogna ripartire al fischio, al regolamento. Ancora Jimenez per vie centrali, si chiudono Tirso e Ghirardello. Ancora Jimenez, fa tutto lui. Riparte dalla balaustra qui, prova a metterla dentro, la mette lì, vediamo un po'. E non è gol. C'era stata la deviazione, l'assist di Jimenez per Tonci De Oro che l'aveva messa dentro. Invece qua per poco non la caccia dentro Montebello, ci deve rispondere Bruno Sgaria. Tutto da rifare per la formazione di casa di Juan Eduardo Oviedo. Ancora Centeno che accelera. Diamo i ritmi sullo schema, si libera Jimenez. Ancora Torner. La botta di Torner, mamma, colpito in pieno Ghirardello. E lì bisogna che l'addominale tenga perché sennò... Si è preso una bordata di Torner in pancia al Ghira. Pallina che rimane nelle stecche valdagnesi. Ancora Tonci De Oro chiama uno schema 3 centrale. Le prova a scaricare proprio Jimenez. Valdagno che adesso deve trovare il modo di liberarsi dalla pressione alta del Montebello. Scadono i secondi, scuote la testa il maghetto. Riparte il Montebello che sembra crederci di più. Come dicevamo è sicuramente molto più sgombra la testa dei giocatori del Montebello rispetto a quella valdagnese che ha un po' l'obbligo del risultato. Attenzione, Tirso cerca l'alza e schiaccia, gli dicono di no in due. Ancora Jimenez che può liberarsi per il tiro, anzi per l'assist dentro per Tonci De Oro, a tu per tu con Eddie Nicoletti. Gli dice di no proprio Nicoletti. Ghirardello che va giù, Dario Jimenez ci prova ancora per il Tonci, non va. Adesso è Valdagno che sta premendo un po' di più, bisogna stare attenti a non scoprirsi dietro. L'ultimo uomo resta Andres Centeno. Ancora Jimenez, c'è il fallo di squadra, Ghirardello che lo stoppa irregolarmente alla balaustra. Situazione falli, ne ha 7 il Montebello, 1 solo Valdagno. Il punteggio è 2-2, 18-24 alla fine. Adesso spero che l'audio per chi ci segue in diretta sia migliorato rispetto al primo tempo. Ancora Tonci De Oro per Rick Torner, ancora il Tonci, c'è poi Galba su di lui, lotta a brevi linee qui. Ancora Torner, prova ad andare via, lo ferma Tirso. C'è un cartellino blu a Eric Torner. Glielo sventola in faccia lì Luca Molli. Anche in questa occasione naturalmente lungi da noi l'idea di commentare minimamente. Vediamo un po'. Ancora il barbuto de Galizia contro Bruno Sgaria, tutto pronto. Luca Molli dice che si può partire.
La finta e la parata poi di Bruno Sgaria. Ci ha provato sull'altro palo, stavolta senza troppi numeri. Guadagno che adesso è ovviamente in inferiorità numerica. Va via Jimenez. Viene fischiato un pattino a Dario Jimenez. Da solo contro 3. Solo richiama Fontana, attenzione, si prende anche un warning e anche un fallo di squadra. Primo warning, quindi primo un fallo di squadra, il fallo numero 2 per Valdagno, che ha 17 minuti e 48 per spenderne altri 7, mentre non può spenderne più di 3 Montebello, perché poi andrà a concedere una punizione di prima. Attenzione qui! Juan Fariza carica una bordata e la mette nel 7, niente da fare per Bruno Sgaria. Montebello avanti, doppietta di Juan Fariza. (17:35 da giocare). Montebello passa in vantaggio, ha inseguito per tutta la partita. E adesso a 17:25 dalla fine va avanti 3-2 qui sulla pista del Palladio di Valdagno. Mediamente la regola del gol dell'ex è per un gol. Fariza ne ha già cacciati 2. Cioè, riparte ancora Juan Fariza. Vediamo un po'. Deve cambiare stecca. Andrés Centeno. Adesso vediamo la reazione della squadra di casa. Entra Carlo Bertinato per dare manforte in difesa al Ghira. Galvas e Fariza davanti, Bertinato e Ghirardello a giocare dietro. Ripetiamo, Montebello che è avanti 3-2 grazie al gol di Fariza. Sono ruba palla proprio Centeno. Cerca il retroporta, non lo trova. Valdagno adesso con Mattia Cocco in campo, il numero 29. Riparte Bagiù. Tutto regolare, continua il gioco. Galbas accelera per vie centrali. Largo per Carlo Bertinato. Ancora Bertinato, cerca Ghirardello dall'altra parte. Si sta gestendo palla, naturalmente un po' troppo presto per pensare di gestire un 3-2 nell'hockey pista, con 16:32 da giocare. Fa girare bene pallina, la formazione di Mirko De Gerone mette un po' alle corde la difesa valdagnese, anche se il gol di Fariza è arrivato su un tiro praticamente da fermo in inferiorità numerica, non c'era possibilità di contrastarlo in nessuna maniera. C'è il fallo di squadra, viene fischiato un fallo di squadra a Valdagno che stava ripartendo. Questo sì mi era sembrato decisamente sulla pallina. Ancora Montebello. Valdagno che può ripartire con Mattia Cocco, numero 29. Ancora Tonci De Oro, impreciso il suo assist, va giù Cocco. C'è vantaggio numerico temporaneo, 4 contro 3. Galbas, la botta di Galbas che finisce su una plafoniera a soffitto. Sarà palla 2 al centro, penso. Vediamo un po' la decisione. E invece no, angolo basso Valdagno. Al fischio, vediamo un po'. No, Montebello. Ora Capitan Peripolli in campo. Ancora lui. Ancora Bertinato. Carlo Bertinato, Ghirardello.
Peripolli lo ferma Jimenez, fa ripartire De Oro, ancora il Tonci per il tentativo di Andrés Centeno, non va, ancora Jimenez per vie centrali, vediamo cosa trova lì, ha trovato un bel assist proprio per Tonci. De Oro, una buona l'idea, c'è il tunnel del maghetto che va giù sul contrasto, Capitan Peripolli per il Montebello dall'altra parte, qui si gira e si volta Peripolli, vediamo un po', ancora lui scarica su Bertinato, qui al Palalido Montebello avanti 3-2, situazione falli 7 Montebello, 3 Valdagno, 14-18 ancora da giocare in questo primo tempo, accelera Farizza, la mette lì per Peripolli, contrasto impreciso, e lì era velenosa la pallina di Peripolli, tra palo e portiere, sigilla bene il suo palo Bruno Sgaria, ancora Marc Pajares a ripartire, palès largo per Coco che gioca da ultimo uomo, prova a ripartire Coco, mezzo blocco lì di Marc, la botta di Coco, palla che rimane lì, attenzione, riparte il contropiede, buona sorte, la sbaglia Peripolli, Centeno non controlla, non è un gran Valdagno adesso, Montebello la sta controllando abbastanza agevolmente, fa circolare bene pallina, pallina sarà angolo basso, intervento di Bruno Sgaria, vediamo un po', ora Peripolli, attenzione, fa fuori Marc Pajares che poi ritorna su di lui, gli ruba palla, vediamo un po' l'idea adesso per Pajares che prova ad andare giù lungo la balaustra, riscarica proprio su Coco, quindi Centeno ancora Pajares, ancora Pajares, Centeno prova ad andare lui, vediamo un po', trova Eddie Nicoletti, cercato la conclusione al volo, c'è time out Montebello, Mirko De Gerone fa bene a spezzare un attimo la pressione da parte del Valdagno che deve premere per recuperare il gol di svantaggio. Formazioni che erano andate a riposo sul 2-2, l'apertura, le marcature per Dario Jimenez, il pareggio di Galbas, poi il vantaggio di Brendolin, l'altro pareggio su posizione di prima di Juan Farizza, per una situazione di power play, e poi il vantaggio del Montebello sempre col Barbudo de Galicia, sempre con Juan Farizza, un tiro da fuori in una situazione di 4 contro 3 e quindi con il vantaggio di poter andare al tiro senza contrasto, la messa nel 7 alla sinistra di l'estremo difensore valdagnese Bruno Sgaria. Formazione che rientrano in campo Galbas, Tirso, Bertinato e Peripolli, dall'altra parte Pajares, De Oro, Cocco e Centeno, vediamo un po'. Riparte Montebello proprio con Paul Galbas, ancora Tirso che se la gioca su Pajares, c'è il fallo di squadra fischiato a Montebello, ottavo fallo, attenzione, ancora Centeno largo per Cocco, per vie centrali, un passaggio da 20 metri qui di Tonci De Oro, ancora Pajares che si deve fare tutto il campo e poi scaricare su Centeno che ricerca ancora Pajares, prova ad andare dentro Centeno,
Adesso Valdagno un po' scoperto, va Centeno come ultimo uomo, fa ripartire Bertinato. Bertinato che poi carica un tiro verso la porta, un rasoterra velenoso verso Bruno Sgaria, non trova la porta l'ex capitano del Trissino. Ancora Montebello a ripartire con calma, naturalmente, per i Polli, un altro degli ex di turno. Ancora Paul Galbas, retroporta Tirso, va lui. Valdagno che non sta pressando molto sul portatore di palla e quindi consente a Montebello di sviluppare bene schemi e gioco. Poi qui la sbaglia Bertinato. Jimenez pronto a rientrare. Dolci d'Oro deve far fuori Bertinato, riesce a girarsi. Scarica ancora su Cocco che prova ad accentrarsi. Ancora la botta di Tonci d'Oro, ci mette una pezza, subito Montebello dall'altra parte, attenzione Tirso Gomez, bella la sua accompagnata, deve fare del suo Bruno Sgaria. Qui non va Cocco, vediamo un po', ancora per i Polli, riconquista una pallina il Montebello. Se n'è andato un quarto d'ora di questo secondo tempo, Montebello è avanti 3-2 qui al Palalido di Valdagno. Montebello che ha acquistato la sua prima vittoria proprio contro Correggio e naturalmente è galvanizzato, gioca a mente sgombra, Capitan Peripolli, contrastato da André Centeno. Peripolli capisce tutto, poi Centeno che accelera, il motorino valdagnese, ancora Tonci d'Oro che va giù. C'è il nono fallo di squadra, ma scontro Peripolli Tonci d'Oro. Fallo numero 9, si accende la lucetta rossa sulla panchina di Mirko De Gerone che ha il barbudo De Galizia al cancelletto. Allora che può ripartire Jimenez, la bomba di Jimenez stavolta non trova la porta. Va tirato bene dietro al giocatore anche in questo caso Dario Jimenez, come in occasione della sua prima realizzazione. Pallina i 155 grammi rotolanti, la pallina vulcanizzata nelle stecche del Montebello che la gestisce con Farizza Bertinato. Ancora Farizza, prova ad accelerare Farizza, lo fermano in due, attenzione Dario Jimenez, prova lui, Tonci d'Oro che va giù e qui va giù secco su un intervento a vuoto proprio di Edi Nicoletti. Reclama a gran voce qui la tribuna del Palalido. Viene fischiato il fallo di squadra al Valdagno, quarto fallo. Mentre Montebello ha accesa la luce rossa del nono fallo. Partita che riprende, 8:55 da giocare. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa decidono qui gli arbitri. Decimo fallo e quindi c'è punizione di prima. Decimo fallo Montebello, punizione di prima per Valdagno. Dario Jimenez contro Edi Nicoletti, una bella sfida, vediamo un po'. Può partire Jimenez,
e la mette lì di precisione, magia del maghetto. Non era facile qui trovare la via della rete con Edi Nicoletti appostato. Meno male Dario Jimenez, che poi ha anche un gesto di stizza verso i tifosi. Dai che andiamo, 3-3, la pareggia Dario Jimenez, 8:43 da giocare. Naturalmente ancora lunghissima, qui c'è il pareggio della formazione di casa. Accelera Farizza, prova la botta. C'è un richiamo verbale a Tirso, Gomez e Gilberte. Palla che torna nelle stecche del Valdagno, partita che riprende, Valdagno che l'ha pareggiata grazie alla punizione di prima per il 10° fallo fischiato a Tirso Gomez. L'ha messa dentro Dario Jimenez, l'argentino di Mendoza, per la formazione valdagnese. Ancora lui. Vediamo un po', perde palla qui sull'intervento di Paul Galbas, che poi accelera. Pajares al contrasto, supera la metà campo, va in pressione Jimenez, fuori Galbas, riparte Cocco, ancora il Valdagno, Mattia Cocco. Fischia il signor Fontana, vediamo un po', partita che può riprendere. Poi Galbas, Luca Molli e Juan Oviedo che hanno qualcosa da dirsi. Si conoscono da quando Molli lo richiamava ogni volta che tentava di parare una punizione di prima. Vediamo un po', Bertinato per Juan Farizza, partita che può riprendere. Intercetta Marche Pajares, che poi riparte in contropiede, il tentativo lì, capisce tutto Edi Nicoletti. Adesso accelera il Barbuto de Galicia dall'altra parte, il sontuoso intervento qui proprio di Jimenez. Attenzione, qualcuno si è fatto male. Vediamo un po', fallo di squadra Valdagno, quinto fallo, ne ha 11. Time out per Montebello, Mirko De Gerone che vuole abbassare un po' la tensione, la pressione sulla sua formazione. Edi Nicoletti probabilmente colpito lì. Ancora Edi Nicoletti a sistemarsi, sembra tutto a posto comunque per il portierone di Montebello. È impattato, ha fatto parecchio rumore l'impatto sulla porta lì tra Jimenez e Edi Nicoletti. Nulla di fatto, Valdagno e Montebello sono ancora sul 3-3, mancano 7 minuti e 13 secondi alla fine di questa partita, di questo derbissimo, uno dei tanti derby che vedremo nel corso della stagione qui sul parquet del Palalido. Ancora Carlo Bertinato, largo per Tirso Gomez, la pressione del Valdagno adesso, Tirso Gomez che fa fuori Pajares. Poi Galbas sulla tre quarti chiama proprio Farizza,
da ultimo uomo. Poi Galbas fa tutto lui. Attenzione qui, Mattia Cocco rischia o finta un passaggio proprio con Bruno Sgaria che è attento. Dario Jimenez che prova ad andare via. La pallina lì che se la trattiene un po' troppo vicino al proprio palo Eddie Nicoletti. Troppo esperto Eddie per incorrere in errori del genere. Ancora a largo Carlo Bertinato per Tirso Gomez, Juan Farizza che accelera, si trova attenzione lì, gran palla dentro, era riuscito a trovarsi a tu per tu con Bruno Sgaria. C'è un bello striscione di sudore lì per terra, vediamo se lo vedono gli arbitri al prossimo fischio. Dovrà intervenire qualcuno per ripulire. Tanto scorrono i secondi, 5:45, sempre 3-3 tra Valdagno e Montebello al Palalido. Prova Jimenez, carica la botta Jimenez. Mattia Cocco è placcato stile All Blacks qui da Carlo Bertinato. Attenzione, vediamo un po', se ne è accorto Fontana. Giorgio Fontana di Milano chiama all'intervento Carlo Danzo. Anche se per tutti qui a Valdagno è il Mola. Partita dunque un attimo in pausa per la necessità di asciugare la pista. Intanto vediamo chi è rientrato nel Montebello, poi Galbas, Ghirardello. C'è il contrasto ancora Jimenez, poi Galbas alla meglio, vediamo un po'. La stoppa lì contro la balaustra non si può fare a termini di regolamento. Palla che torna nelle stecche valdagnesi con Jimenez che prova lui. Si gira bene, grande assist dentro. Sembrava fatta per Mattia Cocco, niente da fare invece. È riuscito Eddie Nicoletti. Fallo ancora, palla ancora valdagnese. Prova un assist, riconquista palla a Montebello con poi Galbas che può ripartire. C'è Ghirardello lì davanti, va a distrarre Pagliares dietro alla porta. Intanto il Barbudo de Galicia che incrocia il passo e accelera, fa fuori Jimenez, può tirare praticamente la punizione di prima da solo. Ancora Sgaria sta correndo un po' troppi rischi adesso la difesa del Valdagno. Attenzione, Dario Jimenez vede dall'altra parte Centeno che accelera retroporta, scarica ancora su di lui. Jimenez trova l'opposizione del Barbudo de Galicia. Ancora Jimenez recupera una gran pallina su poi Galbas, poi va giù ancora. C'è un altro fallo di squadra fischiato a Valdagno. Time out Valdagno, anche Juan Oviedo che vuol vedere chiaro, parla chiaro con i suoi. Non abbiamo il microfono lì, ma cerchiamo di usare la testa. Intanto rientra anche Dario Jimenez. 3:45 da giocare, 3-3 tra Valdagno e Montebello. Adesso pallina che scotta. Dicevamo 3:45 da giocare, adesso ogni azione
può essere decisiva. Vediamo un po' chi avrà più testa, più nervi. Guadagno con 6 falli. Montebello che ha già passato il bonus dei 10. Tra l'altro subendo il gol del pareggio di Jimenez. Bisogna asciugare la pista anche dietro alla porta. Cocco e Molli intanto siparietto lì davanti a Bruno Sgaria in area valdagnese. La situazione falli l'abbiamo detta prima, ne ha 6 il Valdagno a carico, 11 il Montebello, 3:45 da giocare in questo secondo tempo. Formazioni sul 3-3. Andranno a richiudere il cancelletto prima di poter ricominciare. Montebello che riparte col Barbudo de Galicia. Al secolo Juan Fariza. Ancora lui. C'è Andrés Centeno a contrastarlo. Deve tornare sui suoi passi proprio Fariza. Poi scarica con Galbas. Riesce a liberare pallina. Galbas in arresto sui tamponi. Bel gesto tecnico qui dello spagnolo. Ancora dentro per Paul Galbas, che riesce a girarsi. Riparte proprio Mattia Cocco. Non riesce ad andare a realizzare. Attenzione, c'è l'errore di Pajares, ci deve mettere una pezza proprio Bruno Sgaria, che poi rilancia il contropiede di Tonci De Oro. Tonci De Oro non va, partita che adesso si accende, 2:45 da giocare, erroraccio in difesa da parte del Valdagno. Ancora Marc Pajares per Andrés Centeno. Vediamo un po'. Ultimi 2 minuti di gioco. Valdagno Montebello sul 3-3. L'errore di Cocco. Può partire il contropiede. Attenzione, Galbas si ferma. E fa bene perché ragiona lo spagnolo. Ancora Juan Fariza. Juanito Fariza, Bertinato fa fuori Tonci De Oro. Poi cerca dall'altra parte proprio Ghirardello, autore dell'assist per la prima rete. Ancora Ghirardello, gli ruba palla a Centeno. Mattia Cocco che sbaglia tutto qui. Ancora Tonci De Oro, 1:36 da giocare. Ancora un errore. Attenzione, c'è un cartellino blu. Non ho visto cosa è successo. Stavo seguendo l'azione a sinistra e qui non abbiamo né VAR né replay. Deve riaccomodarsi in panchina Dario Jimenez. Non ho visto cosa è successo, vediamo un po'. 1 minuto e mezzo da giocare, Juan Fariza si ripresenta davanti a Bruno Sgaria. E c'è un po' di battibecco lì sulla panchina. Purtroppo non ho visto l'episodio, portate pazienza, ma il VAR non ce l'abbiamo, il replay nemmeno.
Seguivo l'azione a sinistra, stava rientrando in campo, o c'era stato il cambio con Dario Jimenez. Poco male, punizione di prima, Juan Farizza contro Bruno Sgaria, tutto pronto. Luca Moglia controlla, si può partire, c'è la traversa, attenzione, ha colpito la traversa, ha provato un tiro diretto Juan Farizza, quindi 2 punizioni su 3. Intanto Valdagno che ha 1 minuto di tempo per gestire, naturalmente in inferiorità numerica, e qui adesso bisognerà difendere, c'è Ghirardello da solo, attenzione, va a incrociare dalle parti di... Non ha fretta naturalmente Montebello, comincia adesso l'ultimo minuto, ma Montebello è in superiorità numerica, vediamo un po'. Potrà giocare fino alla fine in superiorità, perciò Valdagno adesso deve assolutamente difendere. Ultimi 45 secondi. Ghirardello prova una volta, Galbas ci mette la testa Bruno Sgaria e può far ripartire Valdagno. Attenzione, Tonci De Oro fa tutto lui, poi va a lottare lì su quest'ultima pallina. Adesso attenzione perché riparte Farizza, però deve rallentare perché c'erano in 2 a difendere. Fa partire Bertinato, ancora Galbas, andrà all'ultimo tiro Montebello, 10 secondi, vediamo cosa succede. Ancora Galbas, il palo di Galbas, ci ha provato, ultimi secondi, Tonci De Oro non va, finisce qui questo derby tra